ogni paese diventa più bello, le luci si accendono, la gente si ritrova, le tradizioni tornano a farsi sentire. Siamo a Roncade per un itinerario fatto di mercatini, presepi, arte e natura. Roncade è una città che vive non solo d'estate, ma anche d'inverno, tutta da scoprire. Naturalmente ci accoglie il suo sindaco Marco Donadel. Ciao Marco. Ciao Ida, bentornata. Grazie, grazie. Roncade, vivi, scopri, torna e noi, come promesso, siamo tornati al tuo Natale. Sì, sei venuta a trovarmi quest'estate con una piazza piena di gente, piena di eventi, e adesso siamo qui sotto le feste natalizie con i nostri mercatini di Natale, tanti giochi per i bambini e insomma tanto da scoprire qui a Roncade. Natale è il periodo per eccellenza dedicato ai bambini e qui ci siamo sbizzarriti perché tanti sono gli eventi collaterali dedicati a loro. Sì, oltre alle varie recite che si sono susseguite in questi giorni, tanti i cori in giro per le frazioni e per il centro della città. Ieri sera è passato anche Babbo Natale con gli elfi al quale i bambini hanno consegnato la letterina e lì ho consegnato anche la mia, Ida. E poi tanti eventi anche per le famiglie e per i più grandi. Tanti sono i ristoranti e i negozi che sono pronti ad accogliere tutti qui a Roncade. Il Natale è un periodo non solo dedicato ai bambini, ma anche dedicato ai più grandi che tornano bambini. Tante le cose interessanti anche per loro. Si sa che Roncade è una città piena di chiese da visitare, ma che ospitano anche delle mostre interessanti, come quella, ad esempio, Sindaco? Dei presepi. Abbiamo l'8ª mostra dei presepi nella chiesa antica di San Cipriano. Più di 80 presepi che arrivano da tutta Italia e anche dal mondo. Quindi se sei d'accordo, Ida, ti porterei a visitarla. Allora facciamo così, portiamo i nostri telespettatori intanto per il centro di Roncade, che è bellissimo, così potranno vedere veramente la quantità di persone che arrivano qua per divertirsi, per fare compere, per passare in convivialità il Natale, per poi andare a visitare e a portare nelle loro case la mostra dei presepi. 80 presepi, tutti da vedere. Andiamo! Andiamo, Ida! As the kids travel by, Christmas time is brighter with you. 115 anni fa qui si aggiustavano orologi e naturalmente le sveglie. Ma non solo, voi vedete la scritta Cinema Aurora. Sì, qui a Roncade c'è una tradizione con questo negozio storico, con una storia tutta da raccontare, vero Sindaco? Hai detto bene, Ida, 115 anni di storia grazie alla famiglia Lorenzon. Si è iniziato, come hai detto te, nell'aggiustare orologi di qualsiasi tipo. Qui si ospitava il primo cinema di Roncade, dove venivano proiettati film muti. E quindi un grande pezzo di storia e un grande grazie alla famiglia Lorenzon, alla quale oggi consegniamo la targa di locale storico veneto. Io ringrazio infinitamente il sindaco di questa cosa molto simpatica. Per qualcuno vale poco, ma per noi è molto importante. Singing carols outside and love is in the air. It's Christmas with you. La prima chiesa di San Cipriano nasce proprio qui, in questo insediamento nel 1138. Viene poi ricostruita nel 1400 e quella che vediamo noi adesso è l'ultimo rifacimento, risalente al 1700-1800. Al giorno d'oggi ospita una mostra importantissima di presepi, sono ben 80. Andiamo a vederli. Christmas time.
Parlare di presepi è riduttivo, sono dei veri e propri gioielli che ci presenta il signor Paolo Giacometti. Buongiorno signor Paolo. Ma è vero che per fare un presepio di questi a volte ci vuole anche un anno? Questi diorami sono fatti in polistilene e chi li ha fatti ha impiegato un anno per farne uno, perché prima c'è l'ideazione, la progettazione, il disegno e poi l'esecuzione con tutti i dettagli che vedete. Ben 80 presepi esposti in questa chiesa meravigliosa. Questa chiesa era stata abbandonata nel 1958, quando è stata costruita l'altra chiesa, ed era rimasta abbandonata per molti anni. Poi con un'opera di restauro è stato recuperato il soffitto, il tetto, il campanile e le fondamenta. Guardate solo questo presepe, ma uno dei tantissimi, ce ne sono davvero di meravigliosi, che non arrivano solo dall'Italia ma da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Per esempio questo è Giovinazzo, un angolo di Giovinazzo, Bari. Da Proloco di Roncalde ha un rapporto con questi presepisti di Giovinazzo e ogni anno ci mandano un presepio diverso, che è una mostra intanto curata in tutti i particolari, non solo nel presepio ma anche nell'allestimento, nel percorso e dove ci sono gruppi numerosi anche nella guida che garantiamo a tutti. La grotta della cometa, sì, così si chiama questa meravigliosa mostra che io vi invito a venire a visitare qui nell'antica chiesa di San Cipriano a Roncade. È aperta quando? Fino al 18 di gennaio, tutti i giorni festivi, dalle 9 del mattino a mezzogiorno e dalle 2:30 del pomeriggio alle 6:30 di sera. Il nostro viaggio continua a Biancade. Quella che vedete alle nostre spalle è un'antica chiesa ricostruita nel 1492, anno della scoperta dell'America. Al suo interno ospita un'opera veramente importante di uno dei pittori più conosciuti del Rinascimento veneziano, Paris Bourdon. Un'opera preziosa che dimostra come anche nei nostri paesi si custodiscano capolavori importanti, arte che fa parte della vita quotidiana e della storia di questo territorio. Mi riaccoglie nel nostro secondo appuntamento qui a Roncade lo storico Ivano Sartor. Buongiorno. Ciao. Le origini di questa chiesa, Ivano. Questa chiesa è sorta probabilmente in età alto medievale ed era una cappella dipendente dalla pieve di San Biagio di Callalta. Era dipendente dal punto di vista laico, tecnicamente si dice che c'era il gius patronato dei conti di Collalto. I conti di Collalto poi la donarono all'abbazia di Nervesa. In riferimento all'abbazia di Nervesa, qui sopra il sedile del celebrante abbiamo lo stemma proprio abbaziale, con al centro la raffigurazione e lo stemma dei conti di Collalto. Una chiesa, Ivano, ricchissima d'arte, ma con un'opera principe. Biancade possiede questo capolavoro, una pala con una sacra conversazione con diversi santi. Innanzitutto c'è la Vergine col bambino, figura centrale, poi c'è alla sua destra San Giuseppe, alla sua sinistra San Liberale, sotto abbiamo San Pietro, che è il patrono della cattedrale di Treviso, e sulla destra San Marco, che era una figura quasi d'obbligo, essendo il santo della Repubblica di Venezia, nel cui territorio anche Treviso si trovava. In basso c'è la figura che dovrebbe essere la più importante, in realtà è molto piccola, è il San Giovannino Battista, che è il titolare di questa chiesa. Guardate la figura di San Liberale, ha in mano il modellino della città di Treviso. È la prima raffigurazione nella storia della pianta della città di Treviso con le mura rinascimentali, cioè le mura che vediamo attualmente. Qui vediamo la firma di Paris Bourdon, ma chi era questo artista, Ivano? Paris Bourdon era un trevigiano, nato in città e poi si è formato artisticamente a Venezia
come allievo di Tiziano Vecellio. È una chiesa sì ricca d'arte, ma che ospita anche un organo importantissimo. Sì, si tratta di uno strumento musicale del Settecento realizzato da Niccolò Moscatelli, che viene utilizzato anche per i concerti del Festival Internazionale Città di Treviso. Arriviamo infine a Musestre, un luogo amato da grandi e da piccoli. Qui si cammina, ci si rilassa, si respira natura e ci si diverte. Ci troviamo nella frazione di Musestre, sindaco, che è molto di più di una frazione. Sì, Musestre è veramente molto di più, è un angolo di paradiso, dico io, perché qui veramente si respira la tranquillità, la natura, e oltre ai nostri luoghi turistici, itinerari turistici, abbiamo anche molti cicloturisti. Infatti qui si collega la Greenway e per chi vuole arriva fino a Jesolo. La Greenway è la pista ciclabile che costeggia tutto il fiume Sile nel parco del fiume Sile, Che noi vediamo alle nostre spalle, dove il 5 gennaio, sì, perché noi siamo qui per invitare i nostri telespettatori, succede qualcosa di straordinario. Lei ha ripreso in mano un'antica tradizione, quella famosa e antica tradizione, vi ricordate, del pane e vin? Hai detto bene, Ida. Assieme all'amico e collega sindaco di Quarto d'Altino Claudio Grosso abbiamo deciso di rifare il pane e vin in centro al Sile. Quindi quella sera ci saranno cittadini sia dalla sponda di Roncade che dalla sponda di Quarto d'Altino. Che è quella che vedete Arriverà la Befana che consegnerà le calzette, ci saranno i balli degli elfi, il ballo delle Befane, insomma attrazioni per grandi e per piccoli. Il giorno? 5 gennaio alle ore 20. Ma sindaco, per finire questa puntata in bellezza adesso Ti porto ad ascoltare il coro degli alpini. andiamo tutti assieme. Notte santa, amore cielo, tu riveli il mistero più bello. San Giuseppe, cammino e l'asinello, il sorriso di Gesù, bambinello. Notte santa, amore cielo, tu riveli il mistero più bello. San Giuseppe, cammino e l'asinello, il sorriso di Gesù, bambinello. Qui il Natale è fatto di cose semplici, mercatini, presepi, arte, natura e voglia di stare insieme.